2026 ratificata alla CIO la candidatura 2 Milano Cortina, il vice sindaco, ci saranno delle sorprese, i 5 Stelle ribadiscono soldi, lo Stato non emetterà, pressing del CONI su Torino. 60enne trevigiana morta in pochi mesi, stroncata dal morbo della mucca pazza. A luglio il ricovero al Cafoncello, il primario chiarisce il consumo di carne non c'entra. Ragazzo di 16 anni colpito da pertosse, ricoverato in pediatria all'ospedale di Rovigo, le sue condizioni sono stazionari, il giovane era regolarmente vaccinato. Protesta degli autisti della CTV, non lasceremo più il posto di guida per abbassare le pedane sui bus, ma a farne le spese rischiano di essere disabili. Portinaio si sente male di notte alla Benetton di Castrette di Villorba, il sindacato accusa, stremato dai ritmi troppo pesanti, a luglio aveva lavorato 200 ore. Violenze fisiche e verbali su una quarantenne dell'Alta Padovana, a processo non solo l'ex compagno ma anche padre, madre e fratello arrivati a minacciarla di morte. Treviso e le colline del Prosecco si preparano a ospitare dall'1 al 4 novembre la Coppa del Mondo dedicata al dolce italiano più conosciuto, il tiramisù, cuochi anche da Canada, Brasile e Marocco. Buongiorno e ben ritrovati a questa prima edizione dei nostri telegiornali, lo avete dunque sentito dai titoli. Olimpiadi 2026 dopo la lunga giornata di ieri con la ratifica al CIO della candidatura 2 Milano Cortina e con i 5 Stelle che continuano a ripetere soldi lo Stato non emetterà, la Lega continua a lavorare per ricomporre il tridente con Torino e da Losanna il vice sindaco di Cortina è ritornato con la convinzione che le sorprese non siano finite. Sentiamo. La giornata di ieri si è chiusa con le parole sibilline del vice sindaco di Cortina Luigi Alverà, reduce dall'incontro di Losanna: ci saranno delle sorprese. Parole che lasciano aperta la speranza perché la candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026 va avanti, anche se solo con Cortina e Milano al momento. La sindaca di Torino Chiara Appendino avrebbe ammesso in privato di volerle le Olimpiadi, ma anche questa mattina il capo politico del Movimento 5 Stelle, il vice premier Luigi Di Maio, ha ribadito che per le Olimpiadi del 2026 lo Stato non deve metterci un euro. La situazione è impraticabile, ha rincarato. Poi se ci sono Milano e Cortina, con il Veneto e la Lombardia, devono andare avanti, ma senza che lo Stato ci metta i soldi e nemmeno le garanzie. Questo sebbene l'altro vice premier, Matteo Salvini, non sembri disposto a rinunciare ai grossi investimenti che un evento del genere paracaduterebbe sull'Italia, e il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, dia per scontato un massiccio coinvolgimento di fondi privati, come già avvenuto per l'Expo. La Lega continua a lavorare per il tridente, lo ha ribadito anche il governatore Zaia. Io sono un inguaribile ottimista, penso che la soluzione del tridente sia ancora oggi la migliore. Invito tutti a ripensarci, anche perché abbiamo chiuso un bel dossier e ovviamente a livello internazionale hanno già riconosciuto la possibilità di far firmare i 3 sindaci, cosa unica. D'altro canto quella di Cortina e Milano potrebbe risultare alla fine la candidatura più credibile, con le proposte di Turchia e Canada deboli. Sarebbero Italia e Svezia a spartirsi gli appuntamenti del 2026 e del 2030, e se Torino non rientrerà, Cortina si potrebbe vedere assegnare ulteriori discipline. Il presidente del CONI Giovanni Malagò spera ancora in una soluzione, dice, ai tempi supplementari. Proprio oggi Malagò svelerà ulteriori dettagli sulla corsa italiana alle Olimpiadi, ma la sua previsione, quella della doppia assegnazione, ribadita ancora sabato nella sua tappa trevigiana a Spresiano, prende corpo. 5 Stelle a parte, tutti ripetono: attenzione a perdere un'occasione di questo calibro. Sono tanti soldi perché sono 600 milioni che devono trovare le eventuali 2 candidate, cioè Milano con Cortina. Ma dall'altro voglio anche ricordare che se non si fanno le Olimpiadi si perdono 980 milioni di euro, che sono esattamente i finanziamenti del CIO. Per cui direi che dobbiamo fare le Olimpiadi, e poi invito ovviamente il CONI a sostenerci e anche il governo a rivedere questa posizione. Siamo alla cronaca. È deceduta in pochi mesi, stroncata dal morbo misterioso conosciuto come mucca pazza, un caso che avevamo già raccontato a luglio, quando la donna trevigiana era stata ricoverata al Cafoncello di Treviso. Un calvario durato 2 mesi e che si è concluso con la morte a causa di un morbo rarissimo, divenuto famoso come mucca pazza. Una vicenda che avevamo già raccontato a luglio, quando la protagonista, una 60enne trevigiana che viveva nella cintura urbana della città, era stata ricoverata al Cafoncello a causa dei vuoti di memoria sempre più frequenti che avevano iniziato a colpirla. Prima nessun sintomo, una vita normalissima, poi a seguito dei primi accertamenti la tragica realtà.
colpita da quel morbo dal nome difficilissimo legato al suo scopritore, che negli anni 70 in Inghilterra era stato rinominato mucca pazza per i sintomi che causava sui bovini. Per questo, a seguito dei primi casi riscontrati sull'uomo, si era diffusa la psicosi sul consumo di carne come vettore della malattia, che oggi più che mai i medici continuano ad escludere, soprattutto per i casi sporadici come per Treviso. I casi sporadici come questo non sono assolutamente correlati al consumo di carne. Questa è una, tra virgolette, quelle vox populi che nasce da quei casi diversi, peraltro, di circa 20 anni fa in Inghilterra, dove però la malattia si era manifestata in pazienti più giovani. Quasi una tragica fatalità, considerando i numeri dei casi riscontrati finora. Una frequenza molto rara, di un caso ogni 1 milione di abitanti, e che noi vediamo regolarmente, appunto con una frequenza che varia dai 0 ai 2 casi all'anno, visto che Treviso copre più o meno un bacino d'utenza di 1 milione di abitanti. Il caso di Treviso è stato segnalato al Ministero della Salute, che l'ha trasmesso al sistema di sorveglianza europeo sulle encefalopatie, che cerca finora purtroppo senza esito di dare una risposta a questo morbo che non dà scampo. Ci spostiamo ora a Rovigo. Un ragazzo di 16 anni colpito da pertosse è stato ricoverato nel reparto di pediatria dell'ospedale di Rovigo. Le sue condizioni costantemente monitorate, sono al momento stazionarie. Il giovane era regolarmente vaccinato, ma sia la malattia che la vaccinazione non lasciano un'immunità permanente, le difese anticorporali diminuiscono nel tempo. L'azienda ULSS 5 Polesana ricorda che è molto importante la vaccinazione nel primo anno di vita e i successivi richiami ai 6 e 15 anni per mantenere un livello di anticorpi sufficiente. Ed ora parliamo della CTV. I disabili rimangono a terra per la protesta scoppiata fra l'azienda e l'RSU. Sentiamo tutto da Tommaso Stoppa. Sì, buongiorno da Mestre, dove una polemica tra l'azienda di trasporti ACTV e le rappresentanze sindacali degli autisti rischia di avere come vittime le persone più deboli, e cioè i disabili. La querelle riguarda le nuove passerelle per far salire sul bus le persone con disabilità, passerelle che l'azienda ha voluto installare manuali e non più automatiche come fatto finora, perché quelle automatiche spesso e volentieri si bloccavano. Una scelta, spiegano da ACTV, che è stata già adottata in tutta Europa. Quello che invece dicono gli autisti è che ci dovrebbero essere perlomeno degli addetti che utilizzano queste passerelle, che non può farlo l'autista del bus per ragioni di sicurezza, e quindi le RSU hanno inviato a tutti gli autisti un comunicato dove si invita a non abbandonare mai il posto di guida e quindi a non attivare queste passerelle. Il risultato naturalmente sarebbe che i disabili non avrebbero modo di salire sui pullman, in attesa naturalmente che ci siano dei chiarimenti tra azienda e sindacati, però al momento la situazione è questa e non è certamente qualcosa di accettabile. Ulteriori aggiornamenti su questa vicenda che continueremo a seguire nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso, e continuiamo, ed ora la storia di una bimba tetraplegica ipovedente dalla nascita. La famiglia ha vinto la causa civile contro l'ULSS Polesana per 4.693.000 euro. La piccola ha 10 anni, è tetraplegica e ipovedente, invalida al 100%. La famiglia, dopo anni di battaglie giudiziarie, ha vinto la causa civile per 4.693.000 euro, un risarcimento chiesto a carico dell'ULSS Polesana e di 2 ginecologhe ritenute responsabili in egual misura delle gravissime lesioni all'integrità fisica delle quali è affetta la piccola. Lo ha deciso il giudice del Tribunale di Rovigo, sezione civile. La sentenza potrà essere appellata, ma è immediatamente esecutiva. Il denaro servirà alla famiglia della bambina per pagare l'assistenza 24 ore su 24 ed assicurare una vita più dignitosa alla figlia. Secondo l'accusa, la mamma avrebbe dovuto essere sottoposta al taglio cesareo, cosa che sarebbe stata consigliata anche da un medico di famiglia per pregresse patologie, ma in ospedale si sarebbero decisi ad agire troppo tardi. Nata nel 2008 all'ospedale di Rovigo, la piccola ora vive a Ravenna con mamma e papà. Uno spazio a Marghera per donare ai bambini in difficoltà, un clima sereno, un supporto alle famiglie. Nasce la quinta casa Nazareth Famiglia.
Tutto nasce da una promessa fatta a Suor Licia, che in questa sua attività con i volontari del fanciullo ha messo in piedi delle bellissime iniziative rivolte ai bambini. E ogni promessa è un debito. Con questo principio ha preso vita, grazie alla collaborazione tra il Comune e l'Associazione Volontari del Fanciullo, la quinta Casa Nazareth Amicizia, in via Beccheria a Marghera. Questo diventa una casa serena, protetta e felice per dei bambini che vivono situazioni di disagio temporaneo o comunque strutturale nelle famiglie d'origine, perché i genitori hanno problemi, perché non sono poco presenti o perché non possono in qualche modo adempiere pienamente al ruolo educativo, e diventa un supporto alla famiglia e un supporto ai servizi sociali dove poter inserire il bambino in un percorso di divertimento, felicità, compiti e serenità nei pomeriggi e nei weekend in questa struttura con volontari, con educatori professionali. Quindi insomma c'è una dimensione domestica e di servizio che integra i servizi che offre l'amministrazione comunale e supporta la famiglia. Ci siamo messi a disposizione come patrimonio per trovare un immobile, l'abbiamo trovato che fosse a misura di questa operazione, è riuscita molto bene perché grazie al volontariato hanno messo fondi per ristrutturare e per arredare la casa. Siamo alla ricerca di un altro immobile. Un progetto diurno destinato ai bimbi di Marghera a partire dai 3-4 anni di età, attivo anche nei fine settimana, contestualmente a un lavoro sulla famiglia stessa. Un clima soprattutto familiare, perché vogliamo creare proprio un momento di famiglia. E quindi facciamo la merenda insieme, per un breve periodo li seguiamo nei compiti, e facciamo giochi in gruppo o giochi anche individuali, è un momento in cui possono stare sereni, tranquilli e confidarsi eventualmente con i volontari di turno. E di volontari c'è sempre un gran bisogno. Ogni anno facciamo un corso di formazione che dura da ottobre a giugno, per un incontro settimanale. L'incontro è ogni mercoledì sera dalle 8:30 alle 10:30 presso la sede di Casa Nazareth di Chirignago, destinato a tutte le persone che hanno voglia di mettersi in gioco, perché il nostro è un volontariato molto, molto impegnativo, ma anche molto, molto ricco di emozioni e di soddisfazioni. Violenze fisiche e verbali su una quarantenne, a processo non solo l'ex compagno ma anche tutta la sua famiglia. Un inferno per il quale una intera famiglia finirà a processo per maltrattamenti, quelli che avrebbe subito come una persecuzione per 7 anni una quarantenne dell'Alta Padovana. A compierli non solo l'ex compagno, che verrà giudicato anche per maltrattamenti, ma tutta la sua famiglia, padre, madre e fratello, arrivati anche a minacciare di morte la donna. Il 27 marzo 2019 i 4 dovranno rispondere davanti al giudice dell'accusa di stalking. Già dal 2008 la donna, per calci e pugni presi dal compagno, finì al pronto soccorso. Le aggressioni fisiche erano quotidiane. Dal 2014 iniziarono quelle verbali di madre, padre e fratello di lui, con frasi come «attenta ti ammazzo», «sono armato e ti portiamo via tuo figlio». Lei, nonostante tutto, ha denunciato suoceri e cognato ai carabinieri, che hanno avviato le indagini fino al processo del prossimo marzo. I carabinieri di Rosà a Vicenza hanno arrestato nella serata di ieri un uomo con piglio basso, 49 anni di Tezza sul Brenta, con l'accusa di rapina ai danni di una farmacia. L'episodio è avvenuto intorno alle 19, quando Basso si è presentato nel negozio chiedendo insistentemente di acquistare un ansiolitico senza prescrizione medica. La richiesta della ricetta da parte della farmacista ha iniziato ad aggredirla verbalmente, quindi dandole uno spintone e rubando poi un medicinale dal bancone. Dall'osservazione delle telecamere i militari lo hanno identificato, ritrovando poco lontano il suo portafogli perso probabilmente durante la fuga. Fermato ed arrestato, è stato trasportato in ospedale a Bassano del Grappa per una visita psichiatrica e piantonato in vista del processo con giudizio direttissimo. Ed ora invece ci spostiamo a Venezia. Erano stati denunciati ma hanno continuato a truffare, arrestati gli scatolettisti del centro storico. Per noi Ilaria Marchiori. Buongiorno da Venezia, dove sono stati arrestati altri scatolettisti. Ne avevamo parlato anche ieri nel corso del nostro telegiornale. La polizia
aveva sorpreso 3 macedoni lunedì mentre cercavano di raggirare i turisti, e dopo averli rincorsi sono stati fermati e denunciati, sequestrando tra l'altro loro 1.400 euro in contanti. A meno di 24 ore però 2 dei 3 macedoni sono tornati in azione, e tra l'altro sempre nella stessa zona, ovvero ai piedi del ponte dei Bareteri. Questa volta per loro sono scattate le manette. I carabinieri del nucleo natanti, impegnati in un servizio di contrasto all'abusivismo nel centro storico veneziano, hanno notato la coppia, un 40enne e un 20enne, attrezzata con le classiche 3 scatolette e un tappetino come banco di gioco che era adagiato proprio sui masegni. E quando i militari sono arrivati, i 2 avevano truffato un ufficiale delle forze armate rumene per 150 euro, e proprio mentre si accendeva la disputa tra lo scommettitore e i truffatori sono intervenuti i carabinieri. Altri 2 connazionali, in realtà sono poi stati fermati sul ponte dell'Accademia, avevano appena approntato il tappetino proprio per adescare altri turisti scommettitori. Entrambi in questo caso sono stati denunciati. Dalle somme sequestrate, circa 850 euro, sono stati detratti 150 che il magistrato di turno ha disposto di restituire al malcapitato ufficiale rumeno. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Stroncato un traffico di droga tra l'Olanda e l'Italia, i carabinieri del comando provinciale di Firenze, coordinati dalla DDA, stanno eseguendo 10 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del capoluogo toscano. Altre 13 persone, tutti spacciatori, sono indagati. Gli arresti vengono eseguiti nelle province di Rovigo, Firenze, Lucca e ad Amsterdam in Olanda. Prima udienza del processo d'appello per l'omicidio di Isabella Noventa nell'aula bunker di Mestre. Al via il processo d'appello per l'omicidio di Isabella Noventa. Nell'aula bunker di Mestre il PM ha controbattuto alla tesi della difesa con una lunga requisitoria, tesa a smontare l'idea che l'omicidio non fosse stato premeditato, e ha chiesto la conferma della condanna in primo grado per gli imputati. È una frase che ha colpito un po' tutti, sia quella iniziale con cui il procuratore generale ha detto ciascuno è schiavo praticamente di ciò che dice. Cosa vuol dire questo? Che ha messo in evidenza tutte quelle bugie, tutte quelle contraddizioni in quanto dichiarato soprattutto da Freddy Sorgato, in virtù della quale, mettendo in evidenza anche ovviamente la partecipazione e la corresponsabilità piena di Deborah Sorgato e poi anche di Manuela Cacco, appunto ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado in toto. I fratelli Sorgato sono stati condannati a 30 anni, a 16 invece la tabaccaia di Camponogara Manuela Cacco. La difesa di Deborah ha tentato di percorrere la strada del favoreggiamento, sostenendo che la donna non avrebbe preso parte all'omicidio, riferisce l'avvocato della famiglia Noventa Balduin. Tesi debole, conclude. In aula per tutto il giorno i fratelli Sorgato si sono dimostrati impassibili, come sempre. Sono scambiati un cenno di saluto ai 2 fratelli e poi, come al solito, freddi, impassibili di fronte a noi familiari della Noventa e ai giudici e a tutti quanti. Il solito atteggiamento irreprensibile che hanno loro, cioè proprio finalizzato a me ne frego di tutto. È una posizione di assoluta insensibilità, sono stati fermi, immobili nelle loro sedie tra i loro avvocati. Erano freddi come al solito, impenetrabili e addirittura con Deborah mi sembrava che mancasse un po' di rispetto verso la giuria dal momento che masticava una gomma. Questo mi fa pensare, e ribadisco che non sono certo gli assassini dell'ultimo secondo, ma è gente che ha ben pensato e ben studiato e l'omicidio e tutto quello che poi ne poteva derivare. Resta sempre più vana la speranza dei familiari di ritrovare il corpo di Isabella per poterle dare una degna sepoltura. E a questo punto sarà estremamente difficile poter ritrovare il corpo, perché se è vero che lo hanno messo in acqua, potrebbe anche essere stato totalmente distrutto da allora ad oggi, quindi direi che è una possibilità quanto mai remota ormai. Dovevano dirlo subito con maggiore chiarezza e quindi sarebbe stato anche forse nell'interesse di Freddy Sorgato, però non hanno voluto dire una parola in più di quella che avevano detto allora. La prossima udienza sarà martedì 25 settembre.
Ed ora ci fermiamo un attimo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio. Lavoratore si sente male in portineria alla Benetton di Castrette. Il sindacato accusa stremato dai ritmi di lavoro. A luglio aveva svolto 200 ore di lavoro e da tempo con i colleghi ripeteva di non riuscire più a reggere quei ritmi, finché lunedì notte l'uomo, portiere allo stabilimento Benetton di Castrette, non si è sentito male poco dopo mezzanotte, presumibilmente un attacco ischemico che poteva avere conseguenze ancor più gravi di quelle che ha avuto senza il tempestivo intervento del personale del SUEM 118, allertato dai 2 colleghi che fortunatamente erano insieme a lui in quel momento. A denunciare l'episodio è il sindacato di base SGB, che già da tempo ha denunciato quelle che ritiene delle violazioni di legge da parte della cooperativa che svolge il lavoro di portineria a Castrette e alla sede di fabbrica a Catena, con il personale che oltre a lavorare molte ore svolgerebbe anche mansioni che non gli spettano e in condizioni giudicate dal sindacato a rischio, da cui l'invito a Spisa, l'Ispettorato del Lavoro e INAIL a intervenire. Fa ancora discutere il caso del giovane nudo che si è tuffato ai Buranelli 2 mesi fa. Gli autori del gesto sono stati individuati. Il sindaco vuole dare loro la possibilità di evitare la denuncia. La città invece è divisa fra perdono e pena esemplare. Treviso è divisa sulla decisione da prendere sul caso dei ragazzi responsabili della bravata di inizio settembre, quando le telecamere comunali hanno immortalato ai Buranelli il tuffo in acqua di un ragazzo completamente nudo, sotto gli occhi divertiti dei 3 amici con cui aveva trascorso la serata. In tanti avevano invocato una punizione esemplare per quello sfregio alla città, ma non sono tutti a pensarla così. No, secondo me un po' di punizione ci vorrebbe. Un lavoro intorno che se si fa tipo pulizie e robe così, anche pulire le robe in fume che le persone buttano, plastica. Evitando la denuncia, la pena esemplare, la multa? Sì, penso di sì. Un po' di lavoro non uccide nessuno, vero? Qualche pazzia a volte da giovani la fanno, no? Bisogna perdonarli, dai. Allora ha ragione il sindaco, magari gli si deve andare incontro. Ma il sindaco fa bene ad andare incontro, sono giovani, i giovani si va sempre incontro perché i giovani non rappresentano un problema, i giovani sono la speranza. Nel frattempo il sindaco Mario Conte non cambia idea ed auspica che da parte di quei ragazzi, a quanto pare già individuati dalle forze dell'ordine, ci sia un gesto di pentimento prima che i vigili bussino alla loro porta per dare loro la possibilità di evitare conseguenze penali. Essendo atti osceni in luogo pubblico rischiano addirittura una sanzione di 5.000 euro, quindi io credo che sia importante per loro presentarsi al comando della Polizia Municipale e insieme capire quali sono le soluzioni migliori. L'obiettivo nostro non è certo quello di far cassa, ma far capire che atteggiamenti come questi non possono essere tollerati e magari insieme potremo trovare una soluzione anche per creare un percorso alternativo alla sanzione. 600.000 euro arrivati dai privati serviranno a restaurare alcune delle statue di Prato della Valle a Padova, capolavori che hanno più di 200 anni. Al via i lavori per il restauro di 33 delle 78 statue di Prato della Valle a Padova. Dopo i lavori finanziati dal Comune che ne hanno sistemate 21, ora nuovo intervento per 600.000 euro interamente versati dai privati. Grazie al progetto Art Bonus del Ministero, infatti, e agli incentivi fiscali collegati, alcune aziende hanno coperto le spese del restauro e anche i semplici cittadini possono contribuire. Donando 100 euro, ad esempio, ne possono detrarre 65. Le manutenzioni sono molto costose perché le statue, che raffigurano papi, poeti, nobili e altri personaggi illustri, hanno tutte più di 200 anni e la pietra utilizzata è molto delicata. Una delle statue in condizioni peggiori è quella di Tito Livio. Come già applicata nel restauro del Caffè Pedrocchi, al termine dei lavori verrà spalmato un prodotto che proteggerà le statue dai vandali, dai writers e permetterà di cancellare le eventuali scritte molto più facilmente. Mancano solo 6 settimane alla sfida più golosa dell'anno, la Tiramisù World Cup, con importanti appuntamenti e iniziative che accompagneranno sia i concorrenti che i turisti. Sentiamo. No, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa ordina qua? È forse il dolce italiano più famoso al mondo e da ogni paese arriveranno qui i concorrenti che si cimenteranno nella Tiramisù World Cup, dal Canada al Brasile, dal Marocco e da molti altri paesi europei come Polonia, Austria e Francia.
Mancano solamente 6 settimane alla sfida più golosa dell'anno. 600 concorrenti sono pronti ad arrivare a Treviso e nelle colline del Prosecco fra Conegliano, Pieve di Soligo e Valdobbiadene dal 1 al 4 novembre e per loro ad attenderli ci saranno delle importanti novità. Ecco allora che per far conoscere le iniziative è nata una sezione dedicata nel sito www.tiramisuworldcup.com denominata Experience. Dalla sezione sarà inoltre possibile ottenere la Tiramisù Card. È un carnet che dà la possibilità di avere delle convenzioni specifiche con bar, pasticcerie, ma anche con attività produttive. Un'ultima grande novità è poi la Tiramisù World Cup Extra, un set di eventi culturali che permetteranno di vedere Treviso in maniera diversa, non solo sotto l'aspetto gastronomico ma anche culturale. Quindi la grande novità è che la Tiramisù World Cup si fa extra e stiamo studiando un palinsesto di avvenimenti culturali che vanno da un convegno che si chiamerà Le storie del tiramisù, dove appunto verranno raccontate le storie che riguardano quella la genesi e anche divertente di questo dolce, un momento musicale molto importante. La cantata del caffè di Bach, che è uno dei pochi componimenti laici che lui ha scritto, eseguita con l'intervento di 2 attori che hanno lo scopo di tradurre in italiano il testo in tedesco, che è molto divertente. L'ingresso è libero con la possibilità di portare un'offerta libera per diversi progetti di beneficenza che ci sono. Siamo arrivati al termine, vi ricordo fra qualche minuto la nostra trasmissione ore 13, ospiti in studio Paolino Barbiero, Ivana Francescotto e Lorenzo Zanatta, il titolo della puntata Pensioni, che confusione. Questa sera invece vi ricordo sempre 20:10 si parlerà di scuola. In studio il dottor Massimo Marzano, direttore istruzione e formazione Regione Veneto e direttore del CFP Fonte, il dottor Andrea Mangano, ed è tutto. Questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona giornata. Ben ritrovati al meteo, giornata ampiamente soleggiata quella odierna grazie a una pressione atmosferica in deciso aumento, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, senza particolari disturbi da segnalare. Farà ancora abbastanza caldo su tutta la regione. Diamo uno sguardo anche alle temperature previste. Le minime saranno comprese tra 16 e 19 gradi. I valori massimi saranno invece oscillanti tra 27 e 31 gradi. Passiamo ora al Friuli Venezia Giulia. Bel tempo con tanto sole anche su questa regione, con qualche nube in più a carattere sparso nel pomeriggio sul Triestino, ma senza ulteriori conseguenze. Andiamo a vedere anche le temperature previste in aumento. Le minime saranno comprese tra 17 e 19 gradi. Le temperature massime invece oscilleranno tra 29 e 31 gradi. Vediamo infine anche la situazione del Trentino Alto Adige. Ampio soleggiamento su tutti i settori con cielo sereno o al massimo velato. Non sono previsti fenomeni. Diamo uno sguardo alle temperature previste. Le minime risulteranno comprese tra i 15 e i 16 gradi. Le massime invece saranno oscillanti tra i 29 e i 32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.